Se tutti i cittadini sono chiamati a fare pesanti sacrifici, i nostri rappresentanti in Parlamento diano per primi l'esempio. Anche a Rossano Veneto la gente è convinta che i parlamentari italiani siano pagati troppo e che i loro stipendi andrebbero equiparati a quelli dei colleghi europei. È giusto che facciano dei sacrifici? Come li stiamo facendo noi, è giusto anche loro. Secondo lei sono pagati di più o di meno dei colleghi europei? Questo non lo so sinceramente, però penso sia giusto che anche loro tirino un po' come fanno gli altri. Sono pagati troppo secondo lei? Per quello che fanno sì. Il sindaco di Rossano ospita in municipio la raccolta di firme contro i privilegi dei parlamentari, promossa dall'associazione Non te regge più, ma intende fare una precisazione. È chiaro che il parlamentare del Veneto ha più costi, più spese di quello che è a Roma e sarebbe corretto che quello che è a Roma guadagnasse di meno di quello praticamente che risiede in Veneto. Poi bisogna sì cercare di capire dove ci sono gli sprechi anche sugli stipendi dei parlamentari. Si fa molta confusione, aggiunge Trevisan, quando si confrontano gli stipendi dei politici italiani con quelli dei parlamentari europei. Diciamo che il principio sarebbe che se i parlamentari europei fanno lo stesso identico lavoro dei parlamentari veneti e i parlamentari nazionali, è giusto che anche gli stipendi siano parametrati nella stessa identica maniera. Questo è che non ci siano disuguaglianze.